vertiginosamente il vantaggio ancora a disposizione di Scarponi e Kirienka in 5 km 1,38, il gruppo Maglia Rosa 1,38, ah sì, il drappello degli inseguitori credo a 1,24, ci sono allora credo ancora Bonafon e Gap. Buone per una volata normale, ecco. Oggi come oggi la dimostrazione comunque di una grandissima condizione di forma. E attenzione, si è di nuovo staccato Vasily Kirienka che non ne ha assolutamente più crampi ancora per Vasily Kirienka, crampi per Kirienka, momento drammatico per lui, vorrebbe resistere in tutti i modi, sta provando a resistere, guardate la smorfia di dolore di Vasily Kirienka, è alle prese con i crampi. Sì, c'è la gamba sinistra che è quella che ha fatto stretching anche in discesa, probabilmente ha proprio dato tutto quello che aveva. Ora 2000 metri, ma è ancora superiore al minuto il margine dell'Aquila di Filottrano. Michele Scarponi ormai sempre più vicino alla conquista del suo primo successo in carriera sulle strade del Giro d'Italia, a insomma proseguire un 2009 davvero del grande riscatto per Scarponi, che ricordo d'altra parte insomma gli appassionati lo sanno, ha dovuto scontare una squalifica di 18 mesi per il coinvolgimento nell'inchiesta doping Operación Puerto, è rientrato in gruppo il 3 agosto del 2008, in questo 2009 si sta davvero riscattando alla grande il bravo Michele Scarponi, insomma sta sfruttando nel migliore dei modi la cosiddetta seconda chance che giustamente va concessa a tutti coloro che sbagliano ed ammettono di aver sbagliato, anche se ovviamente era meglio non sbagliare, ma nessuno per carità è perfetto, l'importante è ravvedersi e non perseverare, perché ciò sarebbe diabolico. 1400 metri ancora per Scarponi. Una grandissima, veramente una grandissima impresa per Michele Scarponi, veramente è riuscito a tenere il ritorno del gruppo in una tappa che sicuramente era molto difficile. In questo momento vediamo anche un altro gruppo all'inseguimento. 55 secondi di... questo era un gruppo di ritardatari, ho visto anche un paio di maglie della Astana, qui il sito ufficiale della corsa non segnala per la verità un Armstrong in ritardo, per cui allora non credo che Armstrong facesse parte di quel gruppo. Il triangolo rosso in questo momento degli ultimi 1000 metri e Michele Scarponi ha ancora 55 secondi di vantaggio e si avvia a vincere per distacco questa sesta tappa del 92esimo Giro d'Italia. E allora da questo momento siamo collegati in diretta anche sul canale 200 della piattaforma Sky. Un saluto dunque a tutti gli abbonati di Sky Sport 24 ormai. E allora Radio Corsa ci segnala peraltro Armstrong proprio nella seconda parte del gruppo Maglia Rosa, in quella che si era staccata di una trentina di secondi. Ormai ai 400 metri Michele Scarponi non lo possono riprendere. Allora di nuovo un saluto a tutti gli amici di Sky Sport 24 collegati anche loro in diretta per seguire questi ultimi metri, l'impresa di Michele Scarponi, l'impresa di Scarponi a Mayrhofen, un attacco, il suo partito da assieme altri 4 corridori al chilometro 55 in una tappa lunghissima di 248 km. Siamo in Tirolo a Mayrhofen tra due ali di folla, un'ultima rampetta ancora per Michele Scarponi e vince lui l'Aquila di Filottrano. Michele Scarponi trionfa per distacco a Mayrhofen. Beh, una grandissima, veramente grandissima vittoria, ha resistito al ritorno del gruppo che ha fatto credere che lo andasse anche a prendere, invece ha veramente fatto una grande impresa. Si stacca ulteriormente quest'oggi dunque Lance Armstrong, non so se c'è stata una caduta, ma andiamo a seguire la volata per il secondo posto, alla quale prende parte anche Filippo Pozzato, viene però anticipato mi pare dal norvegese Boasson Hagen, secondo posto per lui, al terzo posto credo Alan Davis, al quarto quindi Filippo Pozzato. Non ha fatto la volata per gli abbuoni Danilo Di Luca. Mando allora ancora un saluto agli abbonati di Sky Sport 24 che hanno seguito con noi gli ultimi graduatoria, altri corridori che giungono un pochino staccati al traguardo. E allora la vittoria di Scarponi non cambia comunque la classifica, non ha sprintato, ripeto, per l'abbuono. Danilo Di Luca giunge